Le organizzazioni sindacali di medici veterinari e dirigenti sanitari scenderanno in piazza a Roma il 15 dicembre in difesa del sistema sanitario nazionale e contro il definanziamento ulteriore della sanità pubblica. Chiedono che la legge di bilancio 2023 possa destinare risorse reali alla salute dei cittadini, aumenti le assunzioni di personale e incrementi le retribuzioni, oggi al terzultimo posto in Europa. Domani invece a scendere in piazza in campo San Geremia a Venezia saranno CGIL, CISL e UIL Veneto con la manifestazione unitaria Salviamo il sociale per chiedere provvedimenti urgenti alla regione. La situazione sociale è sempre più drammatica. Le lavoratrici, i lavoratori, i pensionati e le pensionate non ce la fanno più ad affrontare da sole ogni giorno le difficoltà. Per queste ragioni chiediamo alla Regione in maniera forte e decisa di cambiare le proprie politiche. Negli ultimi mesi con la Regione abbiamo avviato un confronto per chiedere un forte intervento di sostegno alle famiglie e alle tante strutture pubbliche e private del sistema di welfare regionale che rischiano di non reggere il peso dell'aumento dei costi dell'energia. Purtroppo la Regione non ci ha ascoltato, nel disegno di legge di bilancio del 2023 non c'è traccia di questo tipo di interventi. Asili nido, rette delle case di riposo, situazione insostenibile per quello che riguarda i centri psicologici e psichiatrici. Noi abbiamo bisogno che la Regione con forza trovi le risorse per andare incontro alle famiglie e non lasciare nessuno indietro. Il ritrovo è previsto alle 9:30 nel piazzale della stazione Santa Lucia. Poi il corteo si sposterà verso campo San Geremia, dove interverranno i delegati e i segretari generali dei 3 sindacati.